Kashidile a tutti, io sono Tenzin Nyangson Kambobaro e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. Sua Santità il Dalai Lama si unirà a una conversazione sulla crisi climatica con Greta Thunberg. Il monaco Ngaba, condannato per aver celebrato il compleanno di Sua Santità il Dalai Lama, termina la pena detentiva. Il Congresso degli Stati Uniti approva il Tibetan Policy Support Act 2020. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Jugne, esprime le condoglianze per la scomparsa del dottore P.G. Jyotikar. L'ufficio del Tibet DC tiene una discussione sul libro di Li Jianglin sul Tibet. Il 10 gennaio 2021 Sua Santità il Dalai Lama si unirà a una conversazione su The Crisis of Climate Feedback Loop con Greta Thunberg, la giovane attivista per il cambiamento climatico e eminenti scienziati. Il webcast in diretta della conversazione sarà disponibile in diverse lingue sui siti ufficiali e pagine Facebook dell'ufficio di Sua Santità il Dalai Lama. The Mind and Life Institute sta organizzando uno speciale evento gratuito in live streaming. Il monaco Ngaba, condannato per aver celebrato il compleanno di Sua Santità il Dalai Lama, termina la pena detentiva. Ajaja, un monaco della regione tibetana di Ngaba, che è stato incarcerato per aver festeggiato il compleanno del leader spirituale del Tibet, Sua Santità il Dalai Lama, nel 2015, è stato rilasciato dopo più di 5 anni in prigione cinese. Fonti hanno confermato che lui è stato rilasciato intorno al 10 dicembre dopo aver completato la sua condanna. Ajaja era tra gli altri 9 che hanno preso parte a Kyathon o alla celebrazione dell'80° compleanno di Sua Santità il Dalai Lama nella contea di Ngaba, incorporata nel Sichuan, provincia cinese. Dopo la celebrazione, tutti i 10 tibetani sono stati arrestati e detenuti uno dopo l'altro fino a quando non sono stati tutti formalmente condannati nel 2016. La Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti ha approvato unanimemente il Tibet Policy and Support Act 2020 a mezzanotte di questo lunedì. L'amministrazione centrale tibetana ha accolto favorevolmente questo risultato storico per il movimento tibetano per la libertà. Alla fine della sua visita di 5 giorni a Washington DC, per un ultimo sforzo al fine dell'approvazione del progetto di legge, il presidente Dr. Lobsang Sengye ha ringraziato i gruppi di sostegno dei tibetani, compresi International Campaign for Tibet, Student for Free Tibet, le associazioni regionali tibetane e tutti coloro che si sono impegnati per l'approvazione del progetto di legge. Everybody made efforts. So all the Tibetan associations in America, including Tibetan Youth Congress and etc., all were involved in it, including ICT, called their members to support for the bill. So everybody made effort. Sigyon ha anche affermato che questo progetto fondamentalmente è in solidarietà con i 6 milioni di tibetani in sofferenza in Tibet ed è una spinta importante per la lotta di liberazione tibetana. This bill is significant, as you said, it's a landmark bill. In the last 20 years, the US Congress is passing a major bill on Tibet. Spinta importante per la lotta di liberazione tibetana. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Jugne, ha detto che gli Stati Uniti hanno dimostrato il loro sostegno per la verità, la giustizia e l'umanità. Il nuovo progetto di legge è l'aggiornamento del monumentale Tibetan Policy Act 2002 degli Stati Uniti. Tibetan Policy and Support Act 2020 renderebbe la politica ufficiale degli Stati Uniti il divieto delle interferenze da parte del governo cinese nella decisione della successione dei leader buddisti tibetani
compresa la successione del Dalai Lama, che devono essere lasciati esclusivamente ai buddisti tibetani. I funzionari cinesi che interferiscono sarebbero soggetti a sanzioni ai sensi del Global Magnitsky Act, compreso il divieto di ingresso negli Stati Uniti. Inoltre, questa nuova legislazione sottolinea la protezione ambientale dell'altopiano tibetano, spesso chiamato Terzo Polo. Essa prevede una creazione di un nuovo consolato americano a Lhasa, rafforza un reciproco relazione tra Stati Uniti e Cina. Alla Cina sarebbe impedito di aprire un nuovo consolato negli Stati Uniti se un consolato di Lhasa è bloccato. Il Tibetan Policy and Support Act 2020 è un disegno di legge bipartisan presentato dal Congresso dal Presidente della Commissione cinese del Congresso e Tom Lantos, Commissione dei diritti umani, Jim McGovern e il senatore Marco Rubio. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a stragrande maggioranza a gennaio del 2020 e da allora si è bloccata nella Commissione per le relazioni estere del Senato a causa della pandemia coronavirus. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio Pema Chödrön ha espresso le sue più sentite condoglianze per il decesso del dottore P.G. Jyotikar, un convinto e ardente sostenitore del Tibet, scomparso all'età di 86 anni la scorsa settimana. Dr. P.G. Jyotikar ha dedicato instancabilmente il suo tempo e le sue energie alla causa tibetana per più di 4 decenni. È stato il pioniere del movimento di libertà tibetano nello stato del Gujarat. L'ufficio del Tibet Washington DC ha organizzato una discussione virtuale e una sessione di domande e risposte sabato scorso sul libro Tibet in Agony, Lhasa 1959. Il rappresentante Ngurdup Tsering ha fatto una breve osservazione sul libro ed ha espresso il suo apprezzamento all'autore e al traduttore per aver accettato l'invito. Il libro, scritto da Lin Changlin e tradotto in inglese da Susan Wilf, è stato pubblicato da Harvard University Press e anche tradotto in tibetano dal signor Champa Tenzin e pubblicato dal Library of Tibetan Works and Archive. Questo è tutto per ora, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.